Eccoci ragazzi, nuova puntata di Mountain Bike Tour. Adesso, siccome fa troppo caldo in questi giorni, siamo a Ferragosto, più o meno quel periodo là, e non ci voglio tanto di sedermi troppo, decido di fare questo percorso qua. Il giro itinerario del Monticano, la macchina, perfetto. Che in pratica farei il giro di tutto Livenza, almeno questo giro qua. Che partirei qua da Fontanelle Chiesa, che potrebbe anche la Mazzara forse sì, ma io sopporto da qua, Fontanelle Chiesa, faccio tutto il giro, faccio fino a qua e arrivo fino a Cessato, dopo torno a casa penso. Dopo se continua vediamo. Dai. Ragazzi ci vediamo più avanti, spero che vi piaccia e... Bene. Lunghezza 25 km e 3. Solo. Vabbè, avete d'accordo, vabbè, ci vediamo dopo. Ciao! Ragazzi, eccoci di nuovo. Avevo visto, calcolato che si poteva andare su fino a Vazzolo e magari un po' di più perché il percorso sarebbe lungo 40 km. Invece la fontana dove partivo io erano 26 km e 3, una bel genere. E allora ho detto ho trovato il percorso fino alla foce del circuito e avevo sentito voi me la faccio tutto indietro, facciamo un bel giretto. Invece sono stato stoppato. In pratica qua hanno fatto tutti i lavori fino a qua, dopo allora non si farli, purtroppo non si va più avanti. Allora ragazzi, partiamo da qua e fino a Cessato al Banno, guarda. Non dai, ci vediamo, ciao! Life.
Eccoci fioi, finalmente ho finito finalmente è stato divertente, ho finito adesso il giro, il TV3, l'aereo del naturalistica del Monticano, è stato molto divertente. Adesso mi trovo qua alla congiunzione tra il Monticano e Livenza, infatti finisce qui il mio percorso. E che dire, sono note positive e note negative. Note negative vuol dire che devo mettere qualche cartello in più e qualcosa in meno da certe parti, mettere un po' meglio e sistemare magari la stradina di congiunzione tra Oderzo e Gorgo al Monticano, che è un po' disastrata, e quando avranno tempo e soldi e quant'altro continuare anche il lavoro di portarlo fino a Vazzola, quel progetto che è stato stoppato, come avete visto all'inizio del video. È stato stoppato per tanti motivi. Buonanotte positive, beh, è stato bello naturalistico, bello tranquillo, per famiglia sì, anche per giovani e quant'altro, per farsi un giretto in tranquillità. E la parte più divertente è quella della Fontana d'Oderzo, che è quella coltivata meglio e quant'altro. Bene ragazzi, che dire, iscrivetevi al canale, un mi piace se è gradito e ci vediamo alla prossima. Condividete il video, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima e see you, bye bye, adesso torniamo a casa a mangiare le pappe. Ciao ciao!